mi auguro che prima della fine della legislatura e dunque entro la fine di febbraio si possa raggiungere tra noi, mi auguro anche la Lombardia e il governo italiano, il governo di questo paese, una preintesa rispetto quantomeno alle competenze che abbiamo richiesto in applicazione al comma 3 dell'articolo 116, che prevedeva la richiesta per la prima volta nella storia di questo paese di richiedere la cosiddetta autonomia differenziata, e cioè poter gestire noi alcune competenze in sostituzione dello Stato, convinti che se le gestiamo qui nel territorio noi possiamo gestirle bene, forse persino gestirle meglio, a partire anche dalle risorse che poi ci dovranno essere riconosciute per la gestione di quei servizi. Eravamo partiti pochi mesi fa, abbiamo iniziato una trattativa seria, di questo devo ringraziare il governo italiano, così come voglio ringraziare il Presidente Maroni, la Regione Lombardia, che insieme a noi ha voluto accompagnare questo percorso, rispetto al quale come Regione Emilia-Romagna abbiamo chiesto 12 competenze, alle quali probabilmente chiederemo l'aggiunta di una 13ª, l'ordinamento sportivo, ma che soprattutto facevano capo a 4 macro aree che so essere anche per la CNA di grande interesse. La prima era quella relativa al lavoro, alla formazione professionale, alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La seconda, ciò che riguarda il tema più propriamente economico, dell'internazionalizzazione delle imprese, l'innovazione, la ricerca, cioè quel tema di innovazione e di modernizzazione del sistema produttivo che deve essere adeguato ad una terra come l'Emilia-Romagna, prima in Italia per export, prima per tasso di attività, prima per crescita, che vuole competere sui mercati non solo nazionali ma anche europei ed internazionali. Il terzo, l'elemento dell'ambiente, del territorio, della riqualificazione e rigenerazione urbana, perché continuare a costruire si deve, ma bisogna smettere di consumare suolo vergine e dunque premiare quelle parti di territorio già magari urbanizzate ma abbandonate o in degrado, e quindi nelle quali si può fare davvero appunto riqualificazione e rigenerazione urbana. E per ultimo la salute, perché peraltro il tema della salute pubblica è un tema di attinenza prettamente regionale. 2/3 degli interi bilanci addirittura delle regioni sono costituiti dal Fondo Sanitario Regionale, che arriva direttamente al Fondo Sanitario Nazionale. Insomma, 4 macro aree che crediamo, se attivate rispetto alle competenze che chiediamo, potrebbero fare dell'Emilia Romagna non solo come oggi già la prima regione in Italia per crescita e per tasso di attività, ma una regione che può, crescendo ancora più velocemente, contribuire alla crescita del Paese. Abbiamo sempre inteso la richiesta di autonomia non come separazione da altre parti del Paese. Per noi la sacralità dell'unità nazionale viene al primo posto, così come la collaborazione tra aree più forti e più deboli del Paese, ma crediamo sia giunto il momento che in questo Paese le regioni virtuose vengano premiate. Oggi siamo qui in una tappa di un percorso che per CNA Emilia Romagna è iniziata nel 3 agosto del 2017, quando siamo stati convocati dal Presidente della Regione a esprimerci in merito all'autonomia rafforzata. Gli assessori Bianchi, Petitti e Venturi ci hanno dato ampie rassicurazioni sul miglioramento della situazione che si sarebbe generata per i 140.000 soggetti che noi rappresentiamo all'interno della nostra regione. Il Presidente della Regione poi ci ha anche rassicurato su alcuni valori che si sarebbero mantenuti in questo percorso di autonomia, valori per noi imprescindibili, quali l'unità nazionale e soprattutto il mantenere quelle performance economiche e sociali costituite soprattutto anche grazie al patto per il lavoro della Regione Emilia-Romagna, che ci ha visti protagonisti della prima ora, e con la firma del patto e su tutti i tavoli tecnici che si sono sviluppati in questi 2 anni, e anche e soprattutto nella nostra presidenza, nel nostro biennio di presidenza del tavolo regionale dell'imprenditoria. Chi mi conosce sa che non sono uno da molti complimenti, pretendendo molto da me stesso, pretendendo molto anche dagli altri, però devo dire che la CNA va ringraziata, perché in questi anni, a partire 2 anni e mezzo fa, dalla firma del patto per il lavoro, che non è stata solo una banalità
di relazione tra l'istituzione Regione Emilia-Romagna e tutte le parti sociali di questo territorio, ma vi è stato un contributo vero e proprio nella stesura dello stesso patto che sta dando risultati che sono sotto gli occhi di tutti, se è vero che attraverso quegli obiettivi in 3 anni la Regione Emilia-Romagna ha ridotto la disoccupazione dal 9 al 6%, non ci può bastare, ma quegli obiettivi dicono nel 2020 davvero potremmo arrivare al 4-5% di disoccupazione, che nella globalizzazione significa piena occupazione. Ma devo ringraziare il CNA in particolare per la discussione di oggi, non solo per l'invito, ma perché il testo che noi mandammo al Presidente del Consiglio Gentiloni dopo che l'Assemblea legislativa e le sue forze politiche mi diedero un mandato per poter andare a trattare o di richiedere di aprire quel percorso, devo dire che è stato molto utile, non solo per un accordo, ma perché anche lì quel testo è stato scritto insieme alle parti sociali. La CNA è una di quelle che più di altre, va detto, ha contribuito con idee, con suggerimenti, con proposte che credo possano essere molto utili, soprattutto perché rappresentando voi migliaia e migliaia di imprese sapete quotidianamente quali sono i problemi di vita reale e non solo quelli che molto spesso anche noi cerchiamo di capire attraverso i libri o i giornali. Il convegno è stato anche motivo di fare un po' il punto della situazione con il Presidente della Regione, nelle ultime cose fatte insieme a CNA. Abbiamo ricordato il lavoro non banale che ha aspettato subito questa Presidenza per uno degli obiettivi del Patto per il Lavoro, ovvero la firma dei contratti di secondo livello. Io ho ringraziato i territori perché hanno fatto veramente un lavoro superlativo organizzando in 15 giorni dei momenti formativi per tutti i nostri imprenditori, ricordando che passavamo in questo congresso dall'unione di mestieri, che significava avere 10 imprenditori da coinvolgere, ai mestieri laddove noi abbiamo 50 rappresentanti contro i 43 del sistema nazionale. Siamo riusciti a coinvolgere tutti perché la nostra è un'associazione che vuole mandare avanti gli imprenditori, li vuole mandare sui tavoli. Ce n'è stato un primo esempio quando siamo stati cofirmatari del patto per il trasporto pubblico locale. Abbiamo testato lì per la prima volta i mestieri e abbiamo capito che la strada che è durata 4 anni del cambio dello statuto è stata una strada faticosa ma utile per fare un passo in avanti, per progredire, per mettere al centro della nostra associazione l'attività sindacale e soprattutto i nostri imprenditori.